Mirko Benevelli, mancano 10 minuti alla Serie B, cosa si prova? A star fuori e a vedere la propria squadra che sta passando in Serie B? Ma direi che sia una festa per tutti noi che abbiamo lavorato dall'inizio dell'anno, direi una festa per il pubblico e per la società su cui ci riporta in una categoria che penso questa città meriti. Siamo già sul 2-0, mancano 5 minuti alla fine, è l'occasione di fare il terzo gol, il pubblico ormai sta già esplodendo, ancora Claudio Valigi sul dischetto, ecco che parte il tiro ed è il 3-0. È l'apoteosi per il Padova. Allora Mirko, 3-0 è davvero l'apoteosi. Che sia una cosa meravigliosa, sperata dall'inizio e soprattutto centrata in questo momento. Eravamo fiduciosi, sapevamo che naturalmente oltre l'abilità ci vuole anche un pizzico di fortuna. Penso che abbiamo avuto tutte queste due cose per meritare questa Serie B. Penso che sia sempre un'emozione vincere qualsiasi campionato, a qualsiasi livello, ma soprattutto tornare in Serie B in una città dove veramente si sta bene, dove c'è una piazza che merita almeno un livello del genere. Ecco, Davis Donini, uno dei pochissimi padovani di questa squadra, ti sei conquistato un posto da titolare, hai fatto un gran campionato, sei mancato però purtroppo per squalifica proprio nell'appuntamento più importante. Sì, mi dispiace, ma comunque sono contento lo stesso. La squadra sta vincendo 3-0, a meno che non succeda qualcosa, penso che vinceremo. Ecco, qual è la tua sensazione, portare la squadra della tua città in Serie B? Beh, è una cosa stupenda, all'inizio non ci credevo, adesso sono contentissimo, meglio di così non poteva andare, sia per me che per la squadra. Anche Zerpelloni, che hai giocato poco, però anche tu hai detto la tua parte. Ma sai, ho contribuito sì in parte minore così a giocare, comunque è sempre una grossa soddisfazione andare in Serie B, specie qui in mezzo a questa gente che è magnifica. Allora Guglielmo, ci siamo, è Serie B. È finita, sì. Abbiamo dato questo 3-0 e abbiamo fatto contenti anche i tifosi che sono arrivati, hanno visto 3 gol bellissimi, anche se sul rigore, ma azioni molto belle. Non so cosa devo dire, sono contento. È giusto che siamo andati in Serie B perché siamo partiti ad andare in Serie B, è giusto così. Ecco, non è la prima volta per te questa, no? Tu hai avuto già delle grosse soddisfazioni a Padova. Sì, abbastanza. Io sono arrivato il primo anno qui, siamo arrivati quarti o quinti in Serie B, perciò era giusto ritornare in Serie B perché è una grossa società, è una grossa città. E noi siamo una grossa squadra. Ecco, c'è dell'emozione, no? A quanto pare sì, mi sembra di sì, è anche giustificata, perché con tutta quella fatica che abbiamo fatto mi sembra giusto. Dai. Rino Barò. Ecco Rino Barò, mancano 3 minuti alla Serie B, anche te la tua grossa partecipazione in questa promozione, no? Sì, direi che anch'io faccio parte come tutti, del resto. Molti giocatori ti vogliono molto bene. Di questo sono molto È vero, è un grosso mazzeggiatore. Grazie. Comunque la B per noi è importantissimo, anche perché abbiamo Adriano Buffoni che ha la B come Buffoni, come del resto era stato quella volta del primo anno del successo della B. Per me è una grandissima soddisfazione, grazie al mister e tutti i giocatori e tutto il pubblico che sono stati meravigliosi. Ecco, quindi si parla di allenatore vincente ma anche di massaggiatore vincente. Ma speriamo che sia così, grazie. E ora il 5 è stato lì. Grazie. Adriano, manca un minuto, Adriano. Allora Adriano, un minuto, dai, è finita. Dai là! Oh, una barriera! Dirigente accompagnatore, è un momento importante questo per la società, no? Direi importantissimo per tutti, non per la società, per i tifosi, per i dirigenti, per la stampa, per tutti, per la città stessa. Direi che è veramente una soddisfazione incredibile perché quello che è stato promesso dai dirigenti, dai maggiori azionisti è stato mantenuto. Ecco, vi ringrazio tutti a nome della società, poi lo farà il Presidente e lo faranno gli altri dirigenti. Grazie. Ti vediamo visibilmente emozionato. Grazie, direi che lo devo essere perché ho tanti ricordi. Grazie. Bravo. Oh. Vabbè, ma non importa a questo punto. Grazie, va bene.
Bravo dottore! No, non è gol, non è gol! No, non è gol! Grazie, scusatemi. Direi che è una giornata stupenda, grazie a tutti. Sono momenti bellissimi. Allora Adriano, un minuto, dai, è finita. Ehi, dai là! Oh, una barriera! Dirigente accompagnatore, è un momento importante questo per la società, no? Direi importantissimo per tutti, non per la società, per i tifosi, per i dirigenti, per la stampa, per tutti, per la città stessa. Direi che è veramente una soddisfazione incredibile perché quello che è stato promesso dai dirigenti, dai maggiori azionisti è stato mantenuto. Ecco, vi ringrazio tutti a nome della società, poi lo farà il Presidente e lo faranno gli altri dirigenti. Grazie. Ti vediamo visibilmente emozionato. Grazie, direi che lo devo essere perché ho tanti ricordi. Grazie. Bravo. Oh. Vabbè, ma non importa a questo punto. Grazie, va bene. Bravo dottore! No, non è gol, non è gol. No, non è gol. Grazie, scusatemi. Direi che è una giornata stupenda, grazie a tutti. Sono momenti bellissimi. Dai Adriano, è finita adesso, dai. No, non è finita ancora perché stanno giocando dopo. Allora, due parole anche al dottor Rigo. Niente, è troppo bello, grazie alla società, grazie al mister, grazie soprattutto ai giocatori. È un momento bellissimo, veramente. Ecco, tu sei un po' il padre più attivo, no, dei giocatori. Ma no, siamo insieme, gli stiamo vicini con gli altri miei colleghi, col massaggiatore, con il mister. È un grande gruppo, meritava questa vittoria. Forse mi sono dimenticato di ringraziare veramente loro e il Rino Baron, che veramente sono stati eccezionali nel loro lavoro, sono stati veramente unici. È Serie B! Adriano! Dai, è Serie B! Vabbè, Serie B. No, dai, le prime impressioni, dai! Ma Sei Buffoni, sei grande! Adriano, dai! Ma sono contento, finalmente abbiamo accontentato tutta questa gente, sono venuti numerosissimi e credo che oggi la prestazione della squadra sia stata meritatamente siamo andati in Serie B. Cosa vuol dire ai tifosi? Ma niente, spero a settembre di rivedere tanta gente così. E i suoi ragazzi? Ma i ragazzi sono stati bravissimi, meravigliosi, credo che meglio di così non si possa. Grazie! Allora Adriano! Dove sono andati? È un gran giorno. L'aspettavamo da tanto tempo. Ecco. Penso che siamo tutti soddisfatti, veramente soprattutto per i tifosi, per la società, per i giocatori stessi. Ecco, con l'abbiamo fatta. La sua prima emozione, cosa sta provando in questo momento? È una grande gioia, grande emozione. Vai Emilio, dai, due parole. Emilio, allora. Cosa? Siamo là. È fatta. Dai, la tua prima sensazione, così, in questo momento. Guarda, sono contento e basta, felicità, contentezza. Nando!
Sandro, dai, 2 parole. Io ringrazio Rino, Barone e Berto che mi hanno permesso di giocare oggi, se no non ce la facevo, sono qua. Stefano, dai, 2 parole. Siamo lì. Dai. Quando ci sono queste cose c'è solo tanta contentezza perché abbiamo raggiunto un grosso traguardo. Abbiamo lavorato 10 mesi e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ecco, tu sei un po' specialista in queste cose, no? Dovunque vai vinci i campionati. Sì, ma direi che l'ultima è sempre la più bella. E questa qui di quest'anno forse è più sofferta delle altre e per questo è ancora più bella delle altre. Angelo, è stata dura anche oggi, no? Sì, è una gran soddisfazione. Sì, senz'altro, è la più importante soddisfazione che abbiamo avuto. Oggi faceva un gran caldo, però dovevamo assolutamente vincere e ce l'abbiamo fatta. Ecco, tu sei arrivato per ultimo, però hai dato anche quel salto di qualità alla squadra, no? Ma io sono stato come gli altri, ho dato un contributo insieme agli altri e tutti insieme ce l'abbiamo fatta. Claudio, dai! Far 2 gol e mezzo proprio in questa partita. Va bene, è andato tutto benissimo, quindi è stata una partita abbastanza sofferta per il caldo così, però è finito tutto bene, il pubblico eccezionale oggi direi, come non c'era mai stato, finalmente è venuto. Ascolta, tu hai vinto lo scudetto con la Roma, hai avuto una promozione col Padova, qual è la più grande soddisfazione? D'accordo, lo scudetto? No, vabbè, non è che si possa fare dei paragoni, comunque dopo Roma questa è la stagione più bella, senza dubbio, proprio al 100%. Alessandro Bianchi, dai. Peccato che devi tornare a Cesena. Ancora non so se ritornerò, dovrei tornare perché qui sono in prestito, però ancora non è detto, potrei anche venire il prossimo anno anche Intanto qua. ci gustiamo sta gioia. Sì, sì, veramente. Sandro, sì. Allora, Settimo Gottardo, sindaco di Padova, un gran giorno e naturalmente non poteva mancare il sindaco. No, un gran giorno di festa, dopo tante partite di sofferenza e poi dopo un po' l'umiliazione del Mantova, il riscatto di oggi, una grande festa, un grande entusiasmo. Ecco, questa è una buona campagna elettorale per lei, no? Sì, diciamo che il Padova mi ha sempre portato fortuna, io ho anche portato fortuna al Padova, è una promozione per tutti, quando si va avanti tutti, tutta la città va avanti. Ecco, qual è la sensazione che prova il primo cittadino di Padova in questi momenti? Ha un grande orgoglio di essere padovano e un grande vicinanza alla festa di tutta la gente di Padova, mi sento veramente vicino a tutti. Ha urlato gol anche lei 3 volte? E ho perso quasi la voce, sono preoccupato perché gli ultimi comizi non so come li farò adesso. Forza Padova ancora! Bravo! Chiama anche gli altri, chiamali! Siamo in B! Gli Ultras, siete o no il 12° giocatore in campo? Sì, indubbiamente. Siamo la forza della squadra, il tifo, e diamo un contributo, la grinta soprattutto a una squadra che dà soddisfazione da anni, è riuscita a dare alla tifoseria un... Stai tripardi con discorso. Ascolta, voi non siete cattivi, no? No, dicono che siete cattivi, però... No, non siamo cattivi, siamo lì. Allora, dai, cosa si prova oggi così, al 90° di questa partita? Indubbiamente una grande felicità, penso, sì, sicuramente. Ecco, qual è stato? Da parte di tutti. Ecco, il vostro apporto quest'anno qual è stato? È grandissimo, io ho una tifoseria stupenda, secondo me è il migliore durante il campionato, siamo i migliori. Troppo contenti oggi, troppo. Vi fate sentire sempre dappertutto, no? Sì, ci notano dappertutto, siamo troppo forti. Tra un anno siamo in B, in A. tra un anno siamo in A e vinceremo anche là. I migliori, siamo tutti amici, siamo buoni e vinceremo per il Padova. Siamo della nuova guardia, siamo appena arrivati e già Serie B l'anno prossimo in Serie A. La nuova guardia sarà il simbolo della Serie A per il prossimo anno. Nuova guardia, Ultra!
sta aver paura. Non sta aver paura. Allora, ci sono anche le belle ragazze alla Piani. Sì. Ma tu segui il Padova oppure sei qui solo perché devi fare la sfilata del Majoretto? No, siamo anche di Padova. Sei proprio tifosa? Sì. Allora anche tu sei in festa oggi? Sì. E cos'è che provi adesso in questo momento? Oddio. Niente, sono contenta molto. Bravo. Comportarsi seriamente, allora Gibellini, anche te sei uno specialista di promozioni però, Ma penso abbastanza, ne ho fatte 5, quindi credo di averne fatte abbastanza in una carriera. Mi auguro di farne ancora un'altra il prossimo anno dalla BLA con il Padova. Ecco, si dice che l'ultima è sempre la più bella, è vero? Sempre la più bella, ma la più bella ancora è quella prossima. Ci credi anche te? E come no? Perbacco. Tony Favaro. Niente, sono contento e stanco morto. Anche tu dici sempre la tua ogni anno, no? Vabbè, sono contento, forse più contento di questo di quello di 4 anni fa. Magari sei anche uno dei più criticati, però anche forse il più amato dagli sportivi, dai tifosi. Forse sarò anche criticato, ma credo di essere il più amato, essendo 6 anni che sono qua, quindi... Ormai ci sei attaccata a questa maglia. Sono padovano d'adozione ormai, anche se sono veneziano di nascita. Ti hanno ridotto in mutande oggi, come mai? È già la 4ª volta che mi mettono in mutande. Sono andato dentro 4 volte e 4 volte sono uscito ma spogliato. È bello così. Però vale la pena finire in mutande in questo modo. Sì. Speriamo che sia anche il prossimo anno magari. Girati di qua, Gianni! Cornelio, dai! No! Cornelio, vieni qua, dai! 2 parole anche te! Niente, sono felicissimo, forse più di 4 anni fa della promozione, perché dà sempre una gioia immensa. Una cosa che si prova solo a vincere il campionato. Oh! Niente, ormai siamo in festa, lasciami andare. Ci vediamo. Vieni. Milo. Prendi. Oh, vieni qua! Credevo acqua ancora perché... Abbiamo fatto tutti la doccia ormai. Sì, abbiamo dato tutte per cui non c'è nessun problema. Allora, qual è questa gioia? Come si esprime? Questa gioia è veramente veramente grossa perché è stata molto sofferta. L'abbiamo voluta a tutti i costi, ci è arrivata, abbiamo sofferto, però questa gioia ci ripaga di tutto. La doccia l'ho fatta anch'io perché mi hanno annaffiato. Ecco, però una doccia come questa ogni anno sarebbe bene. Sì, magari anche il prossimo anno la farei volentieri. Fredda, magari ghiacciata, ma la farei volentieri. Grazie. Allora, assessore dello sport Verrecchia, è un gran giorno per Padova, è un gran giorno anche per l'assessore dello sport. Sì, un gran giorno per me in particolare perché è la prima volta che vivo in prima persona come assessore questo grosso avvenimento sportivo.
e abbiamo cercato di fare il meglio possibile, è risultato tutto molto molto perfetto e quindi sono doppiamente contento, sia per la squadra che ha vinto e sia per come sono andate le cose. Ecco, come assessore questo e come uomo tifoso del Padova? Molto contento, finalmente il Padova lo vedrò più spesso in televisione, più spesso sui giornali perché sarà in Serie B, lavoreremo, lo dicevo anche nel comunicato che abbiamo lanciato la Piani, lavoreremo perché il Padova vada in Serie A per essere sempre in televisione e sempre sui giornali. Ecco, io ho sempre detto ci guadagniamo anche noi giornalisti con una promozione del Padova, ci guadagnano anche i politici. Certo, ci guadagnano tutti perché è il prestigio della città che cresce e con il prestigio della città crescono tutti coloro che lavorano nella città, quindi giornalisti, politici, tutti. Bene, quindi bisogna essere sempre uniti come quest'anno. Certo, sempre uniti cercando di risolvere problemi ed evitando i sacchi di plastica pieni di acqua. Grazie. Oh, Oda! Vieni! Basta via tutti da Padova il prossimo anno, giocate più col Padova. Non giocate più col Padova, basta! Vedete, cosa facciamo? Li mandiamo via tutti sti qua. Tutti, neanche uno per giù. Però se sa eliminare, poi si scrivono sui giornali. No, ma è la seconda volta che mi cambio, no, questa adesso vado alla terza. Dai, che stasera, guarda chi te lava stasera. No, ma ancora ci. No, costuma però anche la vostra. Oh, Emilio, porco sole! Oh, Emilio! Dammi qualcosa! Allora, finalmente anche la matematica ci promuove in Serie B. Per fortuna sì. È stata una festa oggi, cosa ne pensi della partita? Abbastanza bella veramente. Cosa significa la promozione in B per voi? Parecchio perché dopo la delusione di averci retrocesso in Serie C1 finalmente riusciamo ad ottenere qualcosa di serio, finalmente insomma, perché siamo stanchi di avere presidenti alle spalle che ci sfruttano e fanno il loro interesse nello stesso tempo, perché mi ricordo qui in questo stadio quando era in Serie B, cioè sempre eravamo qui presenti, sempre, capito? E ogni volta ci hanno preso il giro, ogni volta ci hanno costretto a lasciare la squadra, a starcene a casa, a fare delle altre cose, quando potevamo essere qui veramente. Quindi questa vittoria è prima per voi? Sì, per fortuna sì, cioè è giusto che sia per noi, dopo tutto quello che abbiamo passato, insomma. Grazie. Allora, un commento su questa vittoria. Grandissima. A chi va soprattutto il passaggio in Serie B? I giocatori, Buffoni per me. Tighereste Buffoni? Buffoni prima di tutti, dopo i giocatori tutti della società. Cosa significa questa festa? La Serie B per Padova è tutto. Comunque adesso non è finita qui, dobbiamo andare in Serie A. Serie A. Entro quanti anni? 2 anni. Prevedi già la Serie A? La squadra basta? No, dobbiamo fare un po' di acquisti, almeno 5 almeno. Grazie. Un'intervista qua!
vado avanti. Via, via. Cappati qua davanti. Sulle 8:30, 9 per l'Europa. 8:30, 9? Sì.